Presento il maestro Giuseppe Cocco, ceramista, che ci spiegherà che cos'è il raku, col quale ha cotto queste ceramiche, giusto? Sì. Allora, che cos'è la tecnica raku? Allora, la tecnica raku è un'antica tecnica giapponese che risale al 1600 e praticamente consiste nel realizzare i pezzi, inserirli all'interno del forno e poi toglierli nell'arco di 3 ore. Normalmente una cottura di ceramica avviene nell'arco di 24 ore, mentre questo praticamente il pezzo nella seconda fase, che è praticamente la smaltatura, i pezzi vengono tolti in 3 ore. Ok, e praticamente che cosa succede? Si arriva a una temperatura di 950 gradi, no? E i pezzi vengono praticamente estratti in un modo violento, perché passiamo da 950 a 30 gradi, di conseguenza avvengono degli effetti di questo tipo, di crepe, degli ossidi e questo tipo di venature, che sono praticamente... C'è pure la possibilità che si rompano. C'è anche la possibilità che si rompano, però siccome queste sono delle argille particolari che contengono sabbia, dunque riescono praticamente a sopportare questo strappo termico, ok? E ripeto, questa è un'antica tecnica giapponese che praticamente è stata utilizzata per la realizzazione delle ciotole per le cerimonie del tè, ok? E praticamente loro realizzavano questo tipo di ciotole per la cerimonia del tè in modo tale da renderle invecchiate, ok? Questa è la tecnica raku, nasce appunto proprio per la cerimonia del tè, scoperta proprio da un giapponese. E niente, questa è la tecnica raku. Io ti ringrazio, Giuseppe. Prego. Ci mostrerai adesso che cosa stai realizzando qui in argilla? Cosa stai facendo? Un guerriero? Sto realizzando un guerriero, vista la giornata che si parla di pace e guerra, ho realizzato Un guerriero romano. un guerriero romano proprio per Lo vediamo? per questa giornata. E Sì. poi ci salutiamo. Allora, andiamo a vederlo. Allora, come l'hai iniziato? Dici due parole su questo. L'ho iniziato semplicemente facendomi una forma con la carta, dopodiché viene praticamente con delle sfoglie di argilla, vengono applicate, creando poi delle forme, ok? Creando la forma dell'oggetto interessato. La carta adesso sta all'interno, ok? Anche la testa è piena di carta. Quindi è vuoto all'interno. È pieno di carta adesso. Ok, cioè non c'è l'argilla, insomma, non peserà tantissimo. È vuoto. Praticamente Ok. abbiamo un pezzo vuoto con la carta all'interno per sorreggere tutto il pezzo, ok? In fase di cottura poi la carta diventerà cenere e di conseguenza poi andrà via. Come si lavora? Si lavora praticamente creando la forma del corpo, la testa, eccetera, eccetera, aiutandosi logicamente con l'argilla e la barbottina. Questa è la barbottina, che non è altro che una miscela di argilla stessa in polvere, ok? Come se fosse gesso, poi gli si getta acqua, diventa barbottina, praticamente una pasta quasi liquida, che serve praticamente per poter far aderire perfettamente tutti questi pezzi che vengono applicati, ok? Casco, è tipo una colla, è sempre la stessa materia, però È liquida. è liquida, ok? Perfetto. Anche tutti questi bottoni vengono praticamente Attaccati con la barbottina. Con la barbottina. Che bel nome. Chi l'ha inventato questo nome? Tu? No. È un nome. È l'antica tecnica Benissimo. dell'argilla. Grazie Giuseppe, Prego. grazie. Grazie a voi. Continuiamo il giro con gli altri artisti. Grazie. Un applauso per Giuseppe, dai. Grazie.